Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta, come sempre un'oretta circa assieme. Nella seconda parte parleremo dell'associazione Astro, lo faremo con il presidente e con una consigliere. Nella prima parte, quest'oggi giovedì, è la giornata in cui usualmente ci dedichiamo alle questioni che hanno a che fare con il sociale. Nella prima parte, dicevo, siamo in compagnia della Presidente del Centro Aiuto alla Vita Marisa, la dottoressa Maria Tudek-Enke, che ringrazio per essere tornata nei nostri studi a pochi giorni dalla festa della mamma. Perché... Sì. Buonasera a tutti, grazie di questo invito perché effettivamente domenica c'è la festa della mamma e credo che il Centro di Aiuto alla Vita abbia un po' titolo a parlare in questa occasione, ecco, perché è la nostra quotidianità, proprio quella di metterci a contatto con le mamme, con le coppie, anche se ci sono e quando ci sono, cercando appunto di accompagnarle perché il bambino che è concepito e quindi già c'è possa essere comunque accolto e accolto nel migliore dei modi. Allora, ci sono delle iniziative anche in occasione della festa della mamma? Sì, diciamo che è un po' una tradizione per noi andare a far visita alle neomamme al Burlo portando loro una rosa con un grazie, il grazie del loro bambino in realtà, perché veramente la mamma che dà la vita dovrebbe essere sempre ringraziata proprio per aver dato la vita e questo è il senso appunto di questa nostra iniziativa. Saremo accompagnati da una responsabile della struttura e naturalmente spesso succede che le mamme si commuovono in questa occasione, no? Perché ricevere un fiore dal bambino in qualche modo che rappresenta insomma il grazie del bambino. E certamente d'altra parte abbiamo bisogno anche di qualche momento di emozione, no? Siamo ormai troppo razionali, troppo tecnologici e dobbiamo far parlare un po' anche i sentimenti. C'è altro? E l'altra iniziativa, che non è sentimentale, invece è molto concreta, si svolge il giorno precedente la festa della mamma, cioè il sabato, quindi sabato 13, in 2 supermercati Bosco della città, a Opicina e in via Sette Fontane, chiederemo ai clienti di fare un acquisto anche a favore dei bambini e delle mamme che seguiamo. Lo chiamiamo Banco Bebè. E con lo slogan appunto li abbiamo aiutati a nascere, ora aiutiamoli a crescere e quindi segnaliamo una serie di articoli, non molti, che possono aiutare ad aumentare un po' le disponibilità del centro a sostegno delle mamme. Quindi che non aiutiamo. È tanto un'offerta quanto l'acquisto di... Sì, no, non chiediamo soldi, che è un po' come quello che sono i vari iniziative. Sì, le spese solidali o il banco che si fa una volta l'anno, insomma, no? Ecco, quindi queste iniziative che portano solo a prendere qualche cosa da donare, insomma. Senta. I nostri volontari saranno appunto presenti in queste postazioni a chiedere anche un'occasione, diciamo, per sensibilizzare, far conoscere di più il centro, che è sempre utile e che si sappia, perché poi è importante saperlo nel momento del bisogno. Senta Presidente, riflettiamo su una cosa che, voglio dire, forse merita una parola in più, perché molto spesso anche noi che insomma parliamo delle vostre attività da parecchio tempo, magari riteniamo che il vostro compito finisca con la nascita, no? Cioè, in realtà mi pare di capire che poi dopo... Comincia.
Allora Sì. diciamo che è vero che noi siamo nati proprio per essere vicino alla donna nel momento in cui apprende di essere incinta e magari lo apprende con paura, con difficoltà, eccetera. Quindi è vero che noi proponiamo di esserci nel momento in cui la gravidanza inizia. Una volta uno dei servizi molto utili, e soprattutto per le più giovani che fornivamo, era il test di gravidanza addirittura, no? Perché soprattutto per chi magari fa fatica a farlo in casa, che magari qualcuno se ne accorga o robe del genere, poterlo fare in un ambiente protetto e con qualcuno vicino magari era una cosa importante. Oggi con le pillole del giorno dopo praticamente non facciamo più i test di gravidanza, però questo per sottolineare che veramente ci siamo per l'inizio. Però è vero anche che una volta che la scelta della donna è stata fatta, e noi ci auguriamo che sia sempre di accoglienza, e la gravidanza prosegue, poi certamente ci incontriamo ogni tanto per vedere se possiamo dare qualche supporto, cerchiamo di fare anche, per esempio l'ultima volta che ero qui ne avevamo parlato e spero che lo rifaremo quest'anno, dei corsi che si chiamano Educare Prima, per il periodo proprio della gravidanza e anche nei primi mesi della gravidanza per mamma e papà, perché si rendano ben conto della vicenda che stanno vivendo entrambi e del fatto che diventeranno genitori, no? Quindi ci sono delle cose da fare prima, ma certamente che dove ci sono delle difficoltà l'aiuto più grosso viene dato dopo quando il bambino nasce, insomma. Quindi noi continuiamo in un percorso cercando che sia un percorso mirato all'autonomia fin tanto che c'è bisogno, e certo diciamo verso i 3 anni comunque non abbiamo più attrezzature per i bambini, quindi è un po' normale che trovino altri percorsi, ecco. Però non diciamo mai no, non vieni più qua, insomma, ma soprattutto piuttosto indirizziamo in altri ambienti dove sono più adatti i servizi offerti. Si ha anche sempre l'idea, poi non so se magari anche in questo caso è duopo correggermi, che si rivolgano a voi magari solo donne o anche giovani, diciamo con una situazione difficile magari nella gestione del rapporto con il padre del bambino, intendo. È solo così oppure si rivolgono a voi anche No, magari non è solo così, diciamo questi casi sono quelli che più facilmente appunto richiedono un accompagnamento anche di tipo di supporto psicologico, qualche volta e di rafforzamento, ecco, perché una donna che si sente sola in questa circostanza effettivamente fa fatica, però talvolta sono anche situazioni in cui il figlio è stato accolto, c'è una coppia, c'è una famiglia e ci sono difficoltà economiche, magari il lavoro è stato perso oppure comunque non è sufficiente a far fronte alle necessità, ecco, quindi certamente da noi vengono soprattutto donne, quasi esclusivamente donne. Nelle coppie straniere qualche volta viene anche l'uomo e talvolta viene anche solo l'uomo, perché sono in situazioni così di queste culture in cui magari la donna rimane molto a casa, e allora diciamo la nostra scommessa è quella di farla uscire, di farla venire, perché c'è bisogno di parlare con lei, di supportare anche lei, insomma. Negli ultimi mesi, come posso dire, rilevate dei cambiamenti, perché il vostro è anche un piccolo osservatorio su come cambia quantomeno una certa parte, no, della società. Si riscontrano più problematiche comuni, eccetera, oppure fondamentalmente non vedete una grossa differenza rispetto agli anni precedenti? Diciamo che nel tempo, perché ormai noi siamo sul campo dal 78, quindi quest'anno saranno 45 anni, ci siamo resi conto l'altro giorno proprio parlando, e anche perché abbiamo fatto recentemente la nostra assemblea, abbiamo fatto un po' il bilancio dell'anno 2022 e negli ultimi anni comunque c'è una grande prevalenza di donne straniere
straniere rispetto alle italiane. Okay. E con tutto quello noi che ciò sembra, comporta a livello soprattutto di rapporti, perché diciamo talvolta anche la lingua è una barriera, insomma. Infatti adesso stiamo cercando, abbiamo attivato da un po' di mesi anche un po' di incontri di corso di italiano proprio, ci siamo attrezzati con alcuni volontari preparati e con strumenti forniti dalla scuola Penny Wheaton, ma nella nostra sede, perché abbiamo visto che preferiscono venire in un ambiente che conoscono già, insomma, e quindi cerchiamo di fare anche questo passaggio, perché talvolta, soprattutto con bambini piccoli o anche con culture diverse, fanno fatica a frequentare i corsi che pure esistono, che pure sono, però lì diciamo sono corsi aperti a un gruppo, e qui abbiamo degli incontri uno a uno, no? Quindi cambia molto anche il tipo di formazione che si può dare in queste occasioni. E comunque dico, io credo che nel corso di questi anni abbiamo aiutato tante mamme, per cui è un po' invalsa l'idea che vai al centro se hai bisogno che ti aiutino anche economicamente, no? Ecco, quindi secondo noi negli ultimi anni si fa più fatica a intercettare altri tipi di bisogno, forse perché ritengono che non è il posto se non hanno bisogno di aiuti. Ecco, e quindi mi preme proprio dirlo, invece utilizzando i vostri canali, che noi ci siamo anche quando non c'è bisogno di dare una mano economicamente, ma proprio di dare un accompagnamento, anche se bisogno, con specialisti, perché abbiamo anche delle psicologhe che sono disponibili, ma spesso non si tratta di cose così specialistiche, si tratta di avere l'opportunità di confrontarsi con qualcuno che non è dentro nel proprio nucleo, ma che ascolta con quella che si dice empatia, cercando non di dare soluzioni, perché noi non vogliamo costringere nessuno a fare quello che non vuole, ma vogliamo cercare di far capire alla persona quello che veramente vuole, al di là dei condizionamenti esterni che spesso in situazioni che non siano, ecco, perché questo forse potremmo dire che in passato il figlio arrivava, no? Sì. Arrivava, insomma era il momento giusto, non era il momento giusto, arrivava, e il più delle volte veniva accolto. Adesso la concezione è che io devo aver deciso che voglio avere un figlio in quel determinato momento della mia vita, e se non è quel determinato momento penso anche di doverlo eliminare, insomma, perché sì, ho capito, sì. Ecco, allora importante è cercare di far chiarezza all'interno della donna cosa significa che questo figlio esiste e come lei si pone in questa situazione che non era prevista, no? Prima di affrontare questo ragionamento, questo argomento anche alla luce di fatti di cronaca che sono accaduti, per fortuna, no, nel senso che sono accaduti non nelle nostre zone, ecco, ho fatto una piccola gaffe, ma comunque, ogni volta, credo che ogni tanto lo chiedo, ma perché proprio è una cosa che mi interessa. Lei diceva molte volte, nella maggior parte dei casi vengono le mamme, qualche volta vengono anche i papà, insomma le future mamme, i futuri papà, vengono anche cioè delle volte qualcuno si fa qualcuno, immagino in questo caso, si fa accompagnare anche dai genitori se particolarmente giovane o... Se particolarmente giovane sicuramente no. Perché se particolarmente giovane o ha già un buon rapporto con i genitori e lì si conclude, oppure vuol dire che c'è qualche difficoltà con i genitori a parlarne o al timore delle reazioni, e quindi vengono sicuramente non in compagnia dei genitori. Qualche volta sono le nonne che possono aver chiamato dicendo c'è mia figlia, c'è questa difficoltà, eccetera, insomma, no? Ecco, questo capita, anche di recente è capitato, insomma, però ripeto, ecco, quando si tratta di giovani sicuramente non vengono con i genitori. Allora, parliamo appunto dell'argomento che lei aveva già introdotto per certi versi, cioè questi fatti di cronaca accaduti negli ultimi mesi, anche là, chiedo scusa, non si può parlare di
di bambini abbandonati nel senso che si dava o che si dà anche al termine tempo fa, perché per esempio la vicenda del piccolo Enea, certo la mamma lo ha lasciato nella, come si chiama? Culla per la vita. Nella culla per la vita, ma come dire, lo ha lasciato in maniera molto amorevole, insomma, cioè, ci sono anche queste opportunità, no? Diciamo che insomma, anche nei tempi andati esisteva la ruota degli sposti, cioè se noi andiamo in via Pietà si vede ancora una piccola ricordo di quella che era anche qui a Trieste, no? E abbandono, cioè significa che questa donna comunque ha voluto bene a suo figlio perché gli ha dato la vita. E nell'impossibilità vera o comunque presunta, perché noi non sappiamo le storie di queste persone, di non riuscire a garantire a questo figlio quello che una donna oggi vorrebbe garantire, perché anche questo dobbiamo tener conto, che una volta si poteva pensare a un figlio che si mantiene perché lo si fa crescere solo dandogli da mangiare e da vestire, ma oggigiorno si pensa, io ricordo una mamma che è venuta da noi e si parlava, sì, ma come farò, e dopo quando avrà 14 anni come gli farò comprare il motorino? Ecco, c'è nell'immaginario di una mamma non c'è il domani che gli do il latte e gli do il panolino, ma c'è tutto il futuro della vita di questo bambino, e quindi nel pensare di non riuscire a garantirglielo come si vorrebbe c'è questa atto di estrema generosità, direi veramente di estrema generosità, di dire mi stacco da lui purché lui abbia una vita migliore. E di questo diciamo che c'è una quasi assoluta garanzia, perché un bambino in quella situazione è assolutamente adottabile. Sappiamo benissimo che le domande di adozione sono di gran lunga superiori ai bambini adottabili, e quindi insomma quel bambino andrà sicuramente in una famiglia che lo ha cercato, che lo ha voluto, insomma, anche se non è nato biologicamente. Se la interrompo soltanto. Lei ritiene che le tempistiche per l'adozione siano giuste o troppo lunghe? Allora, non sono le tempistiche per l'adozione lunghe. In questo caso, se il bambino non è riconosciuto, non ci vorrà niente, perché verrà dato un affido preadottivo ed entrerà in una famiglia. Quando le adozioni, le cose sono lunghe? Quando non c'è una completa assenza dei genitori, per cui c'è una dover accertare la decadenza della patria potestà. E siccome diciamo si cerca comunque il più possibile di tutelare il rapporto diciamo dei genitori biologici, insomma, e prima di tagliare definitivamente le cose sono lunghe. Per questo è molto importante se un bambino viene lasciato senza essere riconosciuto, per lui diciamo l'adozione sarà sicuramente garantita. Ok, allora parliamo anche di un'altra, io poi l'ho interrotta ma penso che aveva... No, insomma, penso che su questo ci siamo detti. Ecco, sottolineo ancora la preziosità, anche culturale se vogliamo, delle culle per la vita, che ce ne sono parecchie in Italia, nella nostra regione non ce n'è nessuna, chissà, potremmo pensarci forse, sì, no? Mi sembra strano. Cioè... No, non ce n'è nessuna, e le dirò anche perché se parliamo poi del parto in anonimato. Ecco, parliamo anche di questo, che è una opportunità che forse pochi conoscono, insomma. Ma diciamo che tra i vari fatti di cronaca se ne è un pochino parlato anche di questo, perché una delle mamme coinvolte in queste situazioni che hanno avuto l'onore della cronaca aveva partorito da sola in un garage, mi pare in un posto insomma assolutamente non adatto, e poi spaventata dalla vicenda del parto aveva chiamato il pronto soccorso dicendo che però non voleva essere nominata. Ecco, questo è in sostanza l'utilizzare una procedura che è prevista nella nostra legge e, come diceva lei giustamente, non è molto nota, e cioè il parto in anonimato significa che una donna che ritiene di non poter accudire suo figlio
e può andare in ospedale, essere seguita in ospedale dicendo: io non voglio essere nominata, non riconoscerò mio figlio e non voglio essere nominata. Esiste una procedura che le garantisce comunque l'anonimato, e questo a sua tutela e a tutela del bambino, certo, perché alla fine, se si sceglie questa strada, sono garantiti sia la mamma che il bambino, molto di più che se una donna partorisce in una situazione da sola, in una situazione di provvisorietà estrema, senza nessuna garanzia anche igienica, insomma, no? Ecco, quindi forse anche per questo qui non si è mai scelto di fare la culla per la vita, perché si è sempre ritenuto che la soluzione ideale in questi casi è il parto in anonimato. Però è vero che non è molto conosciuto, ed è vero anche che forse donne straniere che magari non sono clandestine, non hanno il permesso di soggiorno, pensano di non poterlo fare, e invece lo possono fare proprio perché nel momento in cui una donna è incinta ha diritto di avere un permesso di soggiorno temporaneo e quindi di essere curata ed assistita in maniera adeguata. Secondo lei, Presidente, nel nostro Paese le disposizioni di legge sono che garantiscono appunto la mamma e garantiscono anche il bambino e la bambina, sono buone? Cioè bisognerebbe guardare ad altri paesi per altre questioni, eccetera, o anche questa è una di quelle cose, cioè è uno dei casi in cui ci si lamenta tanto nel nostro paese e, come dire, e non ci si accorge che certe cose funzionano magari meglio che da altre parti? Io credo che su questi aspetti noi abbiamo delle buone legislazioni. Non dimentichiamoci che eravamo tra i primi ad aver avuto nel 73 la legge sulla tutela della maternità, insomma, che è ancora adesso non molto cambiata, un po' diciamo aggiunto qualche cosa, ecco, ma sostanzialmente, se pensate, sono 50 anni, insomma, quindi sono tanti, 50 anni per una legge di questo tipo. Ecco, quindi no, sia su questo discorso del parto in anonimato, sul discorso degli affidi, sul discorso del divieto dell'utero in affitto, cioè io credo che abbiamo delle legislazioni che tutelano, che hanno posto al centro l'attenzione il bambino, insomma. La questione, ecco, per esempio, questioni come quella dell'utero in affitto, eccetera, che sono estremamente, come dire, molto particolari, molto serie, eccetera. Non crede che se ne parli fin troppo e delle volte anche a sproposito? Cioè, come posso dire, che poi la terminologia sia utilizzata appunto troppo spesso e quindi magari renda più, se posso permettermi, banale il problema, che è tutto fuorché banale. Sì, non è banale, però diciamo che certamente la tecnologia ha fatto dei progressi enormi, però c'è sempre un'etica anche nell'uso della tecnologia. Adesso, se voi avrete sentito, forse a Milano c'è la fiera dei bambini, no? Cioè proprio sbarcato dalla Spagna, insomma, dove appunto si fanno queste pratiche che in Italia sono vietate, quindi non si capisce come mai poi si facciano le fiere, perché insomma far pubblicità di quello che si può fare all'estero in un paese in cui è vietato è anche un po' originale, insomma, no? Ecco, e quindi l'idea del bambino che si compra, perché c'è poco da fare, l'utero in affitto che sia per fini così amorevoli è una presa in giro di tutti quanti, insomma, sappiamo bene che le donne che si sottopongono a questo con fatica, perché non è che siano procedure semplici e se non altro una gravidanza in cui si sa che poi il bambino non sarà proprio, non è una passeggiata sicuramente, e lo fanno per soldi, insomma, perché spesso sono la loro possibilità di far star meglio la loro famiglia, magari, no?
Ecco, quindi non nascondiamoci dietro i nomi finti, insomma. Io francamente, personalmente sono molto contenta che il nostro paese sia ancora vietato l'utero in affitto e spero che lo rimanga, e anzi che si riesca a portare avanti quell'idea che era stata detta come un divieto mondiale, insomma, perché il fatto che da una parte si faccia, da una parte non si faccia, come sempre poi viene detto c'è il turismo procreatico, c'è poi il problema del riconoscimento in Italia di quelli che sono nati all'estero e roba di tutto questo genere, insomma, no? Ecco, direi che, insomma, penso che proprio per la festa della mamma cerchiamo di ritornare alla natura, insomma, che è la cosa che anche in un tempo in cui parliamo di bio forse dovrebbe essere di moda un po', no? Su questo le faccio ancora una domanda, poi chiudiamo tornando a dare l'appuntamento di sabato, eccetera. Però, per esempio, onde evitare, come posso dire, l'utilizzo per certi aspetti anche abominevole di una certa tecnologia, io magari mi chiedo sempre se appunto non sia più proficuo per più parti anche, proprio parlando magari qui delle adozioni dei bambini più grandi, eccetera, snellire le tempistiche, perché se una coppia che decide di adottare deve sottostare a periodi troppo lunghi, eccetera, poi forse magari qualcuno potrebbe venirgli in mente, sai cosa, a questo punto... Sì, potrebbe essere, però io sono sempre più convinta, come dicevo prima, che oggigiorno il bambino lo si vuole fatto nel momento esplicito in cui è stato deciso, no? E quindi se non è in quel momento è facile che la decisione di abortirlo ci sia, anche se le condizioni magari non sono difficili, non sono gravi, eccetera. E così questa è l'altra faccia della medaglia, no? Cioè, io voglio un figlio e lo devo avere a tutti i costi, il figlio mio, anche se mio è fino a un certo punto, perché insomma magari non c'è l'ovulo, non c'è il gamete, non c'è niente, ma insomma è mio perché l'ho voluto io e l'ho commissionato io. Ecco. Io credo che fa parte un po' della stessa logica, insomma, del non accogliere e non accettare situazioni un po' diverse da quelle che avevamo pensato noi. Allora, torniamo un attimo sugli appuntamenti in occasione della festa della mamma, quindi domenica al Burlo ci sarà questa consegna delle rose alle neomamme, e invece sabato nei supermercati Bosco di Via Sette Fontane e di Opicina ci sarà l'offerta, appunto la proposta ai clienti di comprare qualche cosa da donare al Centro Aiuto alla Vita per aiutare le mamme. Quindi, come dicevamo, li abbiamo aiutati a nascere, aiutiamoli a crescere. Sede del Centro Aiuto alla Vita, mai non mi ricordo dov'è. Salita di Gretta 4. Però avrei detto via Udine, quindi insomma andava è la fine vicino. Di via Udine, andava proprio dove comincia vicino. A salire. Comunque ci trovate, non dico neanche il numero di telefono, andate a cercarci, ormai tutti lo fanno, sul Google, al nostro sito, alla pagina Facebook, e trovate tutte le indicazioni, i recapiti. Ricordatevi, se potete, se non avete già scelto diversamente, di firmare il 5 per 1000 per il Centro di Aiuto alla Vita, perché è un supporto importante, insomma, per l'attività, evidentemente. Grazie. Ecco, ancora una cosa dico, non pensate dai discorsi che ho fatto che non sia bello che una coppia pensi e desideri avere un figlio e lo programmi insieme, eccetera. Questo è bello, è bellissimo, l'ideale, però siccome non c'è solo questo, ecco, bisogna anche, secondo me, saper accogliere situazioni un po' diverse. Grazie alla dottoressa Maria Tudek-Henke, che è il presidente del Centro Aiuto alla Vita Marisa. Buon lavoro. Grazie. Buon inizio estate, poi anche se ormai insomma non si vede, non ci si accorge, ma non comunque arriverà di colpo come ogni anno. Grazie ancora, pubblicità, poi cambiamo argomento.
Buon pomeriggio, questa è già la seconda parte di Trieste in diretta, abbiate pazienza. Come annunciato parliamo dell'attività dell'associazione Astro, lo facciamo assieme a Roberto Cook che ne è il presidente e a Emanuela Ratti che è una dei consiglieri. Grazie per essere tornato e venuto nei nostri studi. Grazie per l'invito. Allora, intanto da quanti anni esiste Astro e soprattutto che cosa fa? Astro nasce nel 99 per merito di un piccolo gruppo di volontari capitanati da Maria Stella Tolentino, oggi presidente onorario dell'associazione. Cominciato con pochissimi volontari, nel corso di questi 20 e passa anni si è ingrandito e siamo arrivati a oltre 100 volontari. Che è un numero ragguardevole. Un centinaio di volontari, sì. C'è stato un po' di calo dell'organico causa Covid, ma adesso stiamo riprendendo anche con i corsi di formazione dei quali parleremo tra un po', diciamo. Allora, nato nel 1999, quindi sono passati 24 anni. Lasciamo da parte giusto un attimo il periodo pandemico perché sennò per certi aspetti ci anche impantaniamo. Che cosa è cambiato in 24 anni? Ma diciamo è cambiato che sono aumentate le competenze di ciascun volontario. I corsi di formazione forse sono un po' più incisivi, molto più informativi rispetto al passato, almeno questo è un mio pensiero. Fatto sta che noi oggi contiamo questo centinaio di volontari che sono presenti ogni giorno, mattina e pomeriggio, per portare questo momento di serenità, di sollievo ai bambini ricoverati e un attimo di supporto psicologico e anche economico alle famiglie. Perché c'è questa doppia necessità, non mi pare di capire sempre di più, le famiglie devono essere aiutate, oltre poi anche alla necessità di far stare un po' più sereni i bambini. Immagino siano due cose diverse e difficili entrambe, o facili poi alla fine. Ma allora, è un percorso molto emozionante. Noi andiamo lì per i bambini, però ci capita molto di stare ad ascoltare i genitori, perché la parte fondamentale del volontariato è l'ascolto, che è molto difficile ultimamente. Quindi sì, siamo lì. Perché la gente è un po' distratta, siamo tutti di corsa. Sì, ho capito. E quindi un genitore che viene da un'altra città, non conosce nessuno, già il momento non è facile. E trovarsi una persona che ti ascolta cambia. Immagino anche che tra le diverse forme le diverse scelte di volontariato che si possono fare, quella di dedicarsi ai bambini sia quella che, come dire, ti mette più alla prova. Sì. Sì, perché ci sono comunque dei reparti molto delicati, tipo l'oncologia, insomma, che a noi ci piacerebbe vederla sempre vuota, non è così. E quindi... E riuscite, quella domanda che faccio molto spesso, riuscite a tirar giù la saracinesca una volta chiusa la giornata, oppure è gioco forza portarsi appresso certe cose? Non sarebbe umano probabilmente se uno... Beh, è una cosa un po' caratteriale, prima di tutto. Anche vero. C'è una cosa molto bella che noi facciamo, specialmente quando usciamo dal reparto di oncologia, è che ci abbracciamo subito. E quello lascia andare un po' tutto. la tensione, sì, esatto, eccetera. Sì. Allora, parliamo un po' di iniziative, insomma, no? Intanto c'è questo corso di formazione per volontari, perché appunto il volontario che lavora con voi deve essere formato, credo, anche psicologicamente. Sì, il corso di formazione viene organizzato ogni anno, a parte i 2 anni di pandemia, viene organizzato in autunno, tra ottobre e novembre. All'ultimo corso che si è svolto l'altro anno hanno partecipato una trentina di nuovi volontari, che oggi sono rimasti una 25 circa, ma abbiamo già in calendario per il prossimo corso una 50 di candidature. Sono pervenute delle mail, grazie al battage pubblicitario che facciamo online o su Facebook, con le locandine, con i vari eventi, e quindi sono già 50 persone che vorrebbero partecipare al corso di formazione.
Noi organizzeremo molto probabilmente questo corso di formazione, come dicevo, ad ottobre, che si sviluppa in 4-5 giornate. In queste 4-5 giornate intendiamo capire le motivazioni che hanno portato queste persone a scegliere un determinato percorso e poi capire, una volta inserite nell'ambiente ospedaliero, se le aspettative nostre e loro possono essere confermate o meno. Insomma. Anche perché rispetto a quello di cui discutevamo prima, può essere che uno all'atto pratico non regga l'emozione, non ci sarebbe niente di male ad ammetterlo, perché, ripeto, un conto sono certe cose, un conto è un altro impegno, ecco, certo. Insomma. Ecco, devo completare il discorso del corso di formazione, quindi una volta entrati in reparto dopo il corso di formazione, alla fine del corso i futuri volontari sostengono un colloquio con la nostra psicologa, dottoressa Valentina Segato, che collabora con noi ormai da molti anni, dopodiché c'è l'immissione in reparto, c'è un periodo di tirocinio di 3-4 mesi, dopodiché passano da junior a senior ed entrano di diritto nell'organico ufficiale dell'associazione. Lei si ricorda il suo primo giorno? Sì. Immagino Me lo ricordo, sono passati 12 anni, è molto emozionante, è particolare perché stavo male, perché stavo bene, è difficile da spiegare. Sì, forse ho capito. Perché è stata tanta l'emozione. Così mi ha fatto tanto pensare. Ma vedo che ancora adesso sei vero. Allora. Il mio giorno, ricordo perfettamente che ho rischiato di prendere una multa in via Dalviano, perché correvo come un matto per andare al Burlo alle 3:30 precise. Mi hanno fermato una pattuglia della polizia, devo andare al Burlo, ho tirato su il giubbotto, avevo la maglietta anche col beige. Sì, non è un motivo per ammazzarsi, per andare a fare volontariato, però l'entusiasmo era così alto che in effetti ho violato un po' i limiti di velocità. E l'hanno lasciato andare. Mi hanno lasciato andare, sì. Hanno creduto... Come sordi con Silvia Coscina nel Vigile, film che hanno trasmesso ieri, tra l'altro, da qualche parte. C'è un progetto anche che riguarda... Io chiedo scusa. Io ero in ferie, non ho tossito nemmeno una volta, torno e si vede che c'è un po' di aria condizionata, comincia a essere un po'... Chiedo scusa davvero. C'è un progetto anche di sensibilizzazione per le scuole. C'è questo progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dove noi insieme ad altre 4 associazioni, nel nostro caso particolare, ci rechiamo nelle scuole primarie e secondarie. Che sarebbero elementari e medie. Elementari e medie, ecco. E quindi i nostri interventi tendono a sensibilizzare la giovane cittadinanza su quello che è l'attività del volontariato. Quindi spieghiamo un po' cosa facciamo noi, ovviamente gli interventi sono adeguati al tipo di utenza che ci sta ascoltando in quel momento. Sono sempre in momenti di grande partecipazione da parte dei ragazzi più giovani, ma anche dei ragazzi più adulti, diciamo. Ecco, cogliete dei segnali. Si colgono dei segnali e questo dipende anche molto dall'insegnamento che hanno in quella scuola, in quella classe. Insomma. Vedo che tra le tante iniziative c'è anche una che coinvolge la libreria Giunti. Sì, è una bellissima iniziativa che partirà nel mese di agosto. L'iniziativa si chiama Aiutaci a crescere, regalaci un libro. Ah beh, questo è... E da tanti anni, quest'anno hanno scelto noi come associazione. Praticamente nel mese di agosto potrete andare a comprare 1 o più libri a vostra scelta, vi verrà dato un adesivo da mettere sul libro scelto dove potrete fare una dedica e nel mese di settembre ci consegneranno i libri e sarà nostra cura portarli nelle scuole primarie e secondarie coinvolte in questa iniziativa e dopo qualcosa rimarrà anche nel nostro gruppo Racconta Storie, che il giovedì sera vanno nelle stanze a raccontare, a leggere qualche libro prima. Quindi i libri sono più, la loro primaria destinazione sarà le biblioteche scolastiche? Sì, esatto. Ah. Sì. Questo è per la Giunti di Corso Italia. Ok.
E vi aspetteranno Victor, Federica e Marta, che sono delle persone deliziose, e quindi... Beh, questa è un'ottima idea, quella Sì. di fare in modo che i bambini già da piccoli capiscano sì. che cosa è un libro, eccetera. Poi dopo dobbiamo stare attenti a non diventare come me. No, perché in questa settimana in cui ero in ferie penso che ne avrò acquistati 15. Ora, quando riuscirò a leggerli è un altro problema, ma è bello averli là che ti aspettano, fra l'altro. Sì. E c'è anche un'altra iniziativa che riguarda una realtà cittadina che è Pane Quotidiano. Che ne parla lei? Allora, sempre lei. abbiamo fatto il banchetto questo sabato in Piazza della Borsa. Era un banchetto informativo per l'attività della nostra associazione, scusate, sono un po' emozionata. Non si preoccupi. E, il Pane Quotidiano di Strada della Rosandera ha realizzato questi biscotti a offerta libera e hanno avuto un successone, e quindi volevamo ringraziare anche loro per questa iniziativa che hanno contribuito. Potrebbe portare qualcuno, Era previsto, ma c'è stato un incidente di percorso. Ok, non voglio. Le arriverà, prometto che le arriverà, perché erano veramente buoni. Mi ha fatto un po' da venire l'acquolina in bocca, insomma. Che cos'è Mamma Speranza 2023? Ecco, Mamma Speranza è un momento di grande intensità della nostra associazione. Questo noi diciamo premio, ma più che altro un conferimento a una mamma. Quest'anno ricorre la 13ª edizione e diciamo noi sabato prossimo andremo a dare questo riconoscimento. Sabato prossimo, questo qui, 13. Dopodomani, sì. Sì. Andremo a dare questo riconoscimento a Elisabetta, la mamma di Rafael, che ci ha colpito la sua storia personale di situazione clinica del bambino che ha 14 mesi. Perché questa mamma? Perché noi dobbiamo ovviamente scegliere una mamma, purtroppo di mamme che soffrono particolari situazioni analoghe a queste, ce ne sono veramente tante. Allora abbiamo deciso all'unanimità di individuare Elisabetta. L'evento si svolgerà alla Società Velica Barcola Grignano di Viale Miramare, che ringraziamo anche qui dell'ospitalità in questa prestigiosa sede. Saranno presenti i nostri volontari, qualche rappresentante del Burlo, qualche politico probabilmente che ci è vicino, e quindi sarà un momento di grande intensità, di grande commozione. I nostri raccontastorie, che è un gruppo che, come diceva Emanuela, è attivo il giovedì sera, leggeranno nel corso dell'evento delle lettere, dei racconti, dei testi, ovviamente con argomento mamma. E quindi questo è un evento che si svolge ogni anno ormai da 13 anni. In occasione della festa della mamma? In occasione del mese della mamma e della festa della mamma. O della festa della mamma. Allora, vedo un altro, perché voi mi avete mandato anche degli appunti che curiosamente sto abbastanza rispettando, per dire la verità. Non parto per le mie... Casa di riposo, no, perché di solito casa di riposo Stuparic. La casa di riposo Stuparic, ci sono i nostri nonnini che ci aspettano sempre. Dov'è la casa di riposo? A Borgo San Mauro, a Sistiano. Ah, ok. Andiamo 2 o 3 volte all'anno lì, adesso eravamo per Pasqua, che abbiamo portato questo uovo gigante e andiamo lì, cantiamo, balliamo con loro e insomma 2 ore, 2 orette e mezza di spensieratezza. Quindi non solo di bambini, insomma, diciamo così, vi occupate, insomma. Abbiamo avuto questa occasione, ci hanno chiamato un paio di volte, adesso si è instaurato questo bellissimo rapporto ed è bello andare lì perché insomma entri dentro che ti aspettano. E cambia un po' come posso dire, la disposizione, immagino di sì, Sì. È un altro discorso quando... Sì, insomma con il bambino giochi, fai altre attività con i vecchietti, insomma ogni tanto non si ricordano neanche il loro nome, quindi devi portare conosco... Sono bambini di un'età diversa, sono diciamo, bambini di un'età diversa, sì. Anche in effetti, perché il nostro obiettivo, la nostra missione sono i bambini, però questo è un qualcosa che esce un po' dai canoni abituali. Noi abbiamo avuto un'ottima accoglienza alla casa di riposo e quindi noi ci sentiamo in dovere ogni tanto di andare a trovarli. E lei accennava prima ai banchetti.
Sì. sono, diciamo così, fissi, nel senso in determinati periodi dell'anno uscite con i facciamo bambini? sempre uno prima della premiazione di Mamma Speranza, Ok. uno verso novembre, Prima settembre. e prima anche settembre. Sì, tre banchetti all'anno comunque li Di facciamo. solito dove? Sempre in zona... Ma allora, prima li facevamo sotto i portici di Chiozza Chiozza. e adesso quest'anno in Piazza della Borsa. E lì ci sono anche a disposizione appunto anche saloni informativi, nel senso se qualcuno vuole anche Sì, diamo far tutte le parte informazioni sulla nostra associazione, vengono lì, ci chiedono ma come possiamo diventare volontari e dopo c'è offerta libera sempre tutti i nostri gadget dell'associazione. Mi sembra che la vostra associazione rispetto ad una realtà dove, come dire, l'impatto della burocrazia nella vita delle associazioni di volontariato sta diventando sempre più invasivo. Pesante. Ecco, è una cosa, Pesante. non si riesce a capire le ragioni per le quali ciò avvenga, perché non è possibile, nel senso si sente parlare di continuo della necessità di sburocratizzare il paese, poi dopo vengono fuori delle cose allucinanti, il discorso della ricetta farmaceutica online che io supponevo che... Dematerializzata. Sì, ma supponevo che non fosse necessario staccare la fascetta, incollare, no, tutto e ci sono ancora più carte se vogliamo, però mi pare di capire che al momento non ha ancora spento il vostro entusiasmo. In alcune realtà anche vicine a voi per certi aspetti, però si coglie una notevole preoccupazione perché ci sono troppi obblighi da ottemperare, da sostenere, eccetera. Con l'ultimo provvedimento legislativo del terzo settore, quindi il registro unico nazionale del terzo settore, tutte le associazioni di volontariato hanno dovuto seguire un percorso amministrativo piuttosto pesante, anche con esborso di denaro, insomma. Quindi per iscriversi a questo registro unico nazionale del terzo settore erano obbligati certi passaggi che ci hanno obbligato a tirare fuori dei soldi che noi avremmo dato certo, più volentieri alle famiglie, di cui al nostro progetto di sostegno economico alle famiglie. Vorrei citarlo un attimino, Sì, questo progetto nasce nel 2019, sempre su iniziativa di Astro. Lo scopo è quello di dare un supporto, oltre che quello psicologico di assistenza alle famiglie, ma anche economico. Dal 2019 ad oggi noi abbiamo emesso dei contributi alle famiglie per circa 17.000 euro. Per noi è una bella... Insomma, una cifra... È una cifra... Sì. Noi diamo 500 euro a famiglia, quindi cerchiamo di accontentare più famiglie possibili. Noi abbiamo famiglie che arrivano da molto lontano, famiglie che per la particolare condizione clinica del proprio figlio o figlia, con lunghe ospitalizzazioni, i genitori, qualcuno è costretto a lasciare il lavoro, qualcuno deve andare su e giù per il lavoro, quindi questo supporto economico una mano la dà, ecco, è una mano, e noi troviamo continuamente l'apprezzamento da parte delle famiglie a questa nostra iniziativa e siamo già impegnati nelle prossime settimane ad esaudire determinate richieste che ci sono state già fatte, quindi e questo grazie è possibile alle donazioni che noi riceviamo, alle elargizioni, al 5 per 1000 adesso che è periodo, tra è l'altro. una quota molto, molto importante per la nostra attività. Come, so che è brutto come termine, però è anche vero che anche una realtà come la vostra deve in qualche modo, apro e chiudo virgolette, rimanere sul mercato, no? Cioè anche innovarsi, nel senso non basta, immagino che molte delle cose di cui abbiamo parlato sono frutto anche di idee, di iniziative. Diciamo che noi raccontiamo tutte queste cose, ma a monte c'è tanto lavoro. Il nostro direttivo sta funzionando bene, è una bella squadra e c'è tanto da fare. E ogni giorno, quotidianamente, siamo sul campo che lavoriamo. E anche ogni giorno vi vengono in mente iniziative nuove. È un pozzo inesauribile di idee, inesauribile. E dove le trova? Mi vengono così.
La testa lavora. Beh, immagino anche leggendo, però credo, non so, uno si ispira anche ad altre realtà, perché poi insomma in questo caso... ma andando su al Burlo e vedendo, vedendo la realtà capti quello che può servire, insomma. La situazione, adesso questa è una domanda che devo fare purtroppo, ma soprattutto per quanto riguarda il lavoro vostro, no, al Burlo, adesso è tornata ad una situazione di normalità pre-pandemia o c'è ancora qualche cosa da... Ma no, diciamo che è tornata la normalità, tenendo presente che questo periodo di chiusura ha generato in qualche volontario, per motivi personali, sì, immagino dove arrivare. Un sensibile distacco, diciamo, no? Ma non per volontà loro, perché magari... No, per tutta una serie di ragioni. No, perché hanno magari i bambini, i nipoti piccoli a casa, i bambini piccoli, i genitori anziani, quindi il rapporto con l'ospedale diventa un po' un rischio di frequentazione, portare a casa qualcosa che è sicuramente indesiderato, chiaramente. I volontari giovani, questo è un altro grosso problema che ogni tanto si affronta. Ne avete anche il fatto che lei abbia detto hanno i nipoti a casa, insomma questi magari sono nonni. Sì. No, io sono nonno, ma noi prendiamo ai corsi partecipano maggiorenni, quindi dai 18 anni in su. Non c'è un limite, tant'è vero che 2 delle nostre punte di diamante sono ultra ottantenni, ancora oggi dopo tanti anni di volontariato mantengono inalterato l'entusiasmo. E questo è uno dei requisiti principali che noi chiediamo al volontario, il mantenimento dell'entusiasmo iniziale. E i volontari giovani riuscite appunto a... Ci sono. Noi adesso abbiamo un gruppo di ragazze giovani, studentesse universitarie, chi fa infermieristica, chi fa medicina, abbiamo una ragazza che ha 22 anni, quindi fa volontariato, studia e fa anche l'insegnante di nuoto, quindi grande riconoscenza verso questa ragazza, e soprattutto le persone più giovani, i ragazzi più giovani hanno un impatto più positivo verso gli adolescenti ricoverati rispetto a quello che potrebbe avere un volontario di età più avanzata. Ma perché le generazioni che adesso, insomma, dai 18 in su, mi sembrano molto più, come dire, è una bella gioventù, per dire la verità, da quanto si legge, da quanto li si vede, eccetera. Ti danno un senso di tranquillità per il futuro, insomma. Almeno da quel punto di vista, perché poi dopo se ne va a guardare il resto. Allora io direi che abbiamo sviscerato tutti quanti gli argomenti. Direi di sì. Non sono andato fuori tema, quindi questo dovete anche... Vorremmo solo ricordare un attimino il codice fiscale per il 5 per 1000, 900 829 60320. Grazie per chi ci potrà dare un aiuto e ripeto, i soldi che noi introitiamo li facciamo girare. Li fate girare e li fate girare anche. Abbiamo qua un minuto? Sì. Ormai io esco dal... No. Grazie a queste donazioni nel corso degli anni abbiamo acquistato delle sedie relax per i reparti, una sedia pesapersone per la chirurgia, un frigorifero, una TV, una PlayStation per la sala giochi, ma ci aiuta a realizzare dei desideri anche, no? E quindi ringraziamo veramente tanto perché ci aiutano. Anche adesso purtroppo ahimè è mancata una cara amica e gli amici hanno fatto una colletta e l'hanno voluta devolvere a noi ed è una cosa molto bella. Allora siamo in chiusura, io vi ricordo che noi ci vediamo domani è venerdì, quindi sarà la giornata dedicata alla cultura e allo spettacolo. Io ringrazio Roberto Cook, che è il presidente dell'associazione Astro, e Emanuela Ratti che... Posso solo fare un piccolo salutino? Rapidamente. Ecco, saluto Elia e Emma. Ciao, ci vediamo presto. Nipotini. Immaginavo. E grazie ad Emanuela Ratti, appunto, che è consigliere. Grazie per l'ospitalità. Grazie, buonasera. Buona serata a tutti, ci vediamo domani alle 18. Questo spazio è realizzato in collaborazione con
Fondazione CR Trieste.